L'inaugurazione dell'ufficio Yacht a Forgaria nel Friuli è un'occasione bellissima di comunità, di valorizzazione di tutto questo patrimonio paesaggistico e turistico, oltre che culturale, che questo territorio offre, con un obiettivo che è quello dell'amministrazione regionale di continuare a sostenere le nostre comunità periferiche, perché immerse nella natura hanno molto da offrire per cicloturisti, escursionisti e appassionati. Quest'anno è un anno importante perché ricorre il 50° dal terremoto del 76, tantissime persone che hanno aiutato il Friuli tornano per tributare un ricordo ai nostri morti e per vedere com'è risorto il Friuli a 50 anni di distanza, e queste iniziative, questi punti appunto di informazione importanti nei nostri comuni, nei nostri paesi, sono un servizio essenziale. La progettualità che oggi viene inaugurata rientra in un programma più ampio con capofila la comunità collinare, cui va il mio personale ringraziamento per l'impegno attraverso, oltre che gli amministratori, anche tutte le maestranze, per fare in modo che questo progetto del valore di 4 milioni di euro complessivo di sviluppo culturale, turistico, sociale del territorio continui ad essere rafforzato e realizzato, con tante iniziative appunto nei vari comuni che fanno parte della collinare, finalizzate a rendere questo angolo di Friuli Venezia Giulia ancora più interessante, attrattivo e conosciuto.